Con 6.700 persone vaccinate in un giorno, Padova è la provincia veneta ad aver assicurato il numero più alto di somministrazione alla popolazione. Seconda in classifica Verona, con 5.300 dosi inoculate nella giornata di venerdì. Ma non finisce qui, perché il primato padovano punta sempre più in alto. L'obiettivo è arrivare presto a 10.000 vaccinazioni al giorno. La campagna vaccinale accelera anche grazie alla collaborazione tra l'ULSS Euganea e l'azienda ospedaliera di Padova. Noi abbiamo raccolto adesioni da 600 persone che si sono appunto proposte per poter dare il loro contributo alla campagna vaccinale. Naturalmente sono adesioni che vanno oltre quello che è l'orario di lavoro e che quindi si articoleranno nei vari punti vaccinali a seconda delle necessità. In questi 2 giorni abbiamo più di 200 persone impegnate nei punti vaccinali. A Via San Massimo aggiungiamo domani quello presso la cardiologia, sono punti nostri flessibili, no? Cioè sono punti che si attivano nella misura in cui l'azienda 6 ha necessità di ampliare quello che è appunto il range vaccinale. Quindi la nostra presenza è una presenza sicuramente costante in fiera, che andrà via via aumentando in questi giorni con più linee operative, e una presenza flessibile presso all'interno dell'ospedale qualora si ravvisasse la necessità. È in programma un ampliamento degli spazi alla Fiera di Padova, con l'attivazione contemporanea di 28 ambulatori vaccinali. È previsto anche il potenziamento delle linee nei palasport in provincia, da Piove di Sacco a Cittadella. Altra importante novità: dalla prossima settimana entrano in azione anche i medici di base. Si parte a vaccinare nelle medicine di gruppo integrati e negli ambulatori i padovani di età compresa tra i 70 e i 74 anni. Poi si passerà alle somministrazioni a domicilio ai pazienti fragili, impossibilitati a muoversi. Intanto l'emergenza Covid continua a farsi sentire nei reparti in prima linea. La curva si è, ha diminuito un po' la sua pendenza, quindi la sua accelerazione, che però non vuol dire, come spesso magari succede, liberi tutti, è passato il pericolo. Il pericolo c'è, è costante ogni giorno, e quindi dobbiamo sempre essere molto attenti, soprattutto in questa settimana, la prossima, che ci porta appunto alle festività pasquali, e quindi porre molta attenzione, sennò effettivamente rischiamo di intasare le attività ospedaliere. Ad essere più in sofferenza in azienda ospedaliera sono i reparti di terapia intensiva e semi-intensiva, con il 90% di posti letto occupati.